Buonasera da Leandro Maggi, buonasera da Adria. Befana di Adria, sempre più agguerrita, sempre più famosa. Noi adesso andiamo a trovarla nella casa di Babbo Natale, forse il suo concorrente, e la andiamo a salutare e capiamo cosa ci aspetta domani con la diretta in streaming su Facebook con il sindaco, ma soprattutto qualche augurio importante perché possiamo star bene anche in questo periodo. Ma buonasera Befana, come va? Come va, caro? Da poveri vecchi, caro. Da poveri vecchi, però teniamo botta, vedi? Teniamo botta, perché sto Covid a me e me fa un baffo, anzi, due baffi. Brava Befana. Ecco, basta che gli mia criterio, giudizio, che stai attenti, che gli mia fai pazienza. Cosa dire, benedetto al Signore, cosa dire? Quello che dice la Befana è legge. Oro e oro. Bravo caro, bravo caro. Mica so i semenini, ma com'è che anche lui, anche te. Non fai il semenino che vi so. Ecco, vero. Vabbè, io vi ringrazio tanto, vi aspetto domani, perché domani, con tutte le norme di sicurezza, con tutte le garanzie che voi per fare spettacoli e non spettacoli, che poi questo spettacolo è una festa, diciamo una festa, mi aspetto domani. E domani, mi raccomando, 6:30, correte sulla pagina Facebook della Befana di Adria e sulla pagina Facebook del comune, perché è il famoso incontro col sindaco. Non so che mi va in aria solo per quello. Ma a dire la verità, quest'anno sarà buona col sindaco oppure lo bastona? Ma, senta, la Befana è giusta, va bene? Le dà il fiade carbone, vede, a me lo so già preparare qua, quando che le vuoi. E la dà qualche dolce quando che le vuoi. Ma a livello chili, quanti chili di dolci e quanti chili di carbone a barbierato? Voglio sapere, massa, lui vuole che faccia uno spoileraggio, non posso spoilerare. Per domani. Corriere domani, se no sa spoilerò quanti chili, quanti ne chili, e ora andiamo a e mi lascia finire chi sto comodo. Grazie Befana. Ma grazie a lui caro che è venuto a trovarmi, venga qua che vuoi, che mi fa tanto piacere. Se vuoi se lo treba a dire, vale se sei comoda. Grazie. Prego, mi sta tanto bene.